Sono unanimi le opinioni dei partecipanti alla tavola rotonda organizzata ad Ospedaletto lo scorso 8 novembre. I soldi servono subito. La prima conta dei danni provocati dall'alluvione soltanto all'agricoltura è ben poco rassicurante. 180.000 i capi avicoli annegati, oltre 10.000 ettari interessati, di cui la maggior parte a vigneto e a orticole, oltre per la raccolta. Oltre a questo abbiamo anche una decina di stalle con vacche da latte che hanno avuto dei danni ingenti, alcune con conigli e alcune con maiali. C'è la collaborazione dell'ASL per smaltire al più presto questi animali che hanno trovato una tremenda fine. Il problema è uno solo, che le ditte che raccolgono queste carcasse chiedono adesso a queste aziende alluvionate i soldi per poterle smaltire. Mi sembra sia un'esagerazione, avranno modo di pagare, il mondo agricolo ha sempre onorato i suoi impegni. Dall'altro punto di vista invece è emersa la necessità di fare presto un ragionamento a livello di regione con le misure in atto in questo momento per le calamità naturali e con il piano di sviluppo rurale. È emersa la necessità di dare un forte segnale alle banche perché blocchino le rate dei mutui, perché blocchino i prestiti di conduzione e perché abbassino i tassi al minimo possibile. È emersa poi la necessità di avere però una decina di giorni per fare bene la conta dei danni. Anche se i dati relativi al danno economico si aggirano attorno al miliardo di euro, è necessario ricordare che le acque non si sono ancora ritirate in buona parte del territorio, ma i primi provvedimenti della Regione stanno per essere attuati. Abbiamo intenzione di intervenire immediatamente proprio perché non vogliamo aspettare troppo tempo rispetto anche all'analisi dei danni, vogliamo mettere a disposizione non solamente le risorse regionali, quindi anche spostando alcune risorse del PSR, circa 10 milioni di euro dall'asse 2 all'asse 1 per intervenire sulle strutture che sono state danneggiate, così anche sui capi che sono morti per dare un ristoro alle aziende agricole e rimetterle in piedi nel più breve tempo possibile. Seconda tranche invece di intervento è quello a livello nazionale attraverso la Commissione Politiche Agricole, dove interverremo chiedendo l'aiuto a tutte le regioni che tra l'altro ci sono anche arrivate attraverso il Presidente del Consiglio dell'Abruzzo. Questo è stato un segnale importante, così come mi ha chiamato l'assessore friulano e quello piemontese, quindi significa che il sistema regionale agricolo si sta rispondendo anche nelle difficoltà del Veneto. Ai veneti ora non resta altro che fare la conta di ciò che è andato perso, animali, piantagioni e le fatiche di tutta una vita.